Alla pallacanestro Nuoro non sono bastati 27 punti di Sizia per superare il CUS Sassari. La gara, valida per la settima giornata di andata del campionato regionale di Serie D, è terminata col punteggio di 68-64 per gli universitari. La sfida a cui si riferiscono le immagini è stata giocata nella palestra Arconi di Via Lazio. I nuoresi pertanto rimangono fermi a 2 punti in classifica, mentre i sassaresi salgono a quota 8. Quanto alla gara, gli ospiti sono partiti meglio, aggiudicandosi il primo quarto col punteggio di 19-11, ma i nuoresi non sono rimasti a guardare e hanno cercato di rimettere la gara in carreggiata con un ottimo secondo quarto, terminato col parziale di 19-15 per i Sirbones, risultato che ha mandato le squadre al riposo lungo col CUS Sassari in vantaggio per 34-30, un gap di 4 punti che la pallacanestro Nuoro sembrava in grado di colmare anche grazie all'ottima mira di Sizia, miglior marcatore della gara. Ma gli ospiti sono riusciti a riprendere l'iniziativa, contenendo la spinta dei nuoresi e aumentando il vantaggio nella terza frazione, terminata col parziale di 16-11 per gli universitari. Con un -9 era complicato ribaltare il risultato, ma i Sirbones ce l'hanno messa tutta, andandoci vicini. CUS Sassari ha resistito al ritorno dei padroni di casa, che si sono aggiudicati il parziale del quarto tempo col punteggio di 23-18, un exploit che non è bastato per recuperare lo svantaggio accumulato nel corso delle altre frazioni, ma che ha dimostrato come i Sirbones abbiano le potenzialità per battere qualsiasi avversario. Nel prossimo turno, in programma sabato, la pallacanestro Nuoro affronterà in trasferta il San Gavino.